Eccoci qua, continuiamo i nostri discorsi e sempre dedicati ai fondi archivistici sul nostro territorio che hanno attinenza con la storia della contea e della principesca contea. E l'altra volta avevo fatto una carrellata di esempi di archivi privati, nobiliari, eccetera, anche ecclesiastici, qualcosa. Allora mi sono riproposto di andare a prendere un inventario di un archivio particolarmente corposo che permette molti discorsi e che contiene una varietà notevole di documentazioni, tanto per dare un po' l'idea di che cosa si va a incontrare se si decide se si vuole provare a fare delle ricerche archivistiche. Come vi ho detto tante volte, sono le ricerche più difficili proprio per il fatto che noi abbiamo in mente la nostra strada, ma le carte ci portano sempre su viottoli più o meno ripidi, più o meno facili, e tante volte non ci conducono assolutamente dove volevamo andare noi, ma ci portano sulla strada che hanno deciso loro. E anche per questo è molto stimolante come ricerca, perché spesso non si trova quello che si stava cercando, ma si trovano cose altamente interessanti, forse addirittura maggiormente interessanti rispetto a quello che si aveva pensato di trovare. Così prendo l'esempio, adesso arriva ancora qualcuno, benvenuto, prendo l'esempio di un archivio, vi dicevo appunto, di grandi dimensioni, il più grande archivio parrocchiale della diocesi di Gorizia, del quale, se avete piacere di andare su internet, trovate l'inventario che ho scritto insieme a mia collega, e ancora qualcuno e dicevo appunto che commenterò oggi l'inventario proprio di uno di questi archivi di grandi dimensioni, per i quali appunto ci permettono di fare alcune analisi anche di quello che è presente nel territorio, e un inventario che ho redatto io in tanti anni di lavoro insieme alla mia collega archivista, ed è l'archivio parrocchiale del Duomo di Gradisca, che trovate, se avete piacere, su internet. Basta digitare alcune parole chiave come Gradisca, archivio parrocchiale, PDF, oppure sovrintendenza, perché è pubblicato sul sito della sovrintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia. E allora volevo appunto farvi vedere la varietà documentaria anche per il periodo che stiamo trattando, perché tante volte parliamo in astratto senza entrare nel merito delle questioni. Ebbene, io ce l'ho qui vicino a me, online, anche attraverso un altro computer, e la cosa che salta all'occhio, ad esempio, subito, è che appena lo aprite vi viene l'indice e trovate una cosa interessante, e c'è che su 400 e più pagine di inventario, più di 100 pagine sono dedicate all'anagrafe. Quindi significa che almeno, ancora qualcuno in arrivo, che almeno un quarto dell'archivio è di anagrafe ecclesiastica e poi anche civile, naturalmente, e con una grossa varietà e con un range di anni molto grande, che naturalmente permette di fare tutta una serie di ricerche a partire dal Concilio di Trento, perché infatti il primo registro, diciamo, la prima serie di registri interessanti parte proprio dal 1576, quindi proprio dalle disposizioni conciliari tridentine che prevedevano la scrittura e quindi la registrazione
dei battesimi, dei nati. Quindi capite che abbiamo un dato molto interessante, cioè abbiamo i nati nella comunità di Gradisca a partire subito dopo il Concilio di Trento. Abbiamo poi tutta un'altra serie di dati anagrafici importanti che sono appunto i matrimoni, i defunti, le confermazioni, cioè quelle che noi chiamiamo più semplicemente le cresime, e poi abbiamo anche tutta una serie di altri atti anagrafici tipici parrocchiali, come ad esempio gli status animarum. Non so se avete mai sentito gli stati delle anime, non so se avete neanche mai potuto vedere questi registri. Sono molto interessanti perché cristallizzano un determinato nucleo familiare in un determinato anno o periodo. Quindi il sacerdote faceva un vero e proprio censimento annuale della popolazione casa per casa, dicendo chi era in quel dato momento, di solito dopo Pasqua c'era questa tradizione, era presente in casa, cosa presentava la casa, anche se c'erano degli inservienti, e certe volte c'erano anche dei piccoli particolari accanto alle persone che magari erano particolarmente intelligenti, eccetera. Magari il parroco segnava di prodigiosa memoria, mi viene in mente adesso di aver letto qualche volta, e sono proprio dal 700, dagli anni 20-30 del 700, sono una caratteristica del nostro territorio e cristallizzano tutti i nuclei familiari presenti in quella determinata area, un vero e proprio censimento ante litteram che veniva aggiornato regolarmente. E li troviamo questi dati anche fino a quasi all'altro ieri, perché ci sono status animarum che arrivano agli anni 80-90 del Novecento addirittura. E i sacerdoti anche 30 anni fa passavano, ormai non più capillarmente per via delle varie ragioni che sappiamo, però passavano nelle case magari dei frequentanti o di quelli che magari nei paesi frequentavano di più certamente, e segnalavano la presenza di tot persone, chi erano i componenti della famiglia, erano proprio dei censimenti familiari. Più indietro andiamo, naturalmente più sono completi. Mi viene in mente a Gradisca proprio ci sono, sia per la parrocchiale che per il Santo Spirito, ci sono proprio i registri dei borghi, con il nome del borgo, con le schede personali e familiari a partire dal 700. Quindi sì, abbiamo dei dati notevolissimi che ci danno notizie assolutamente irricostruibili se non avessimo questo tipo di documentazioni, sia per quanto riguarda la società, la cultura, sia per quanto riguarda anche l'economia locale. Quindi capite, non sono solo registri anagrafici, ma sono importantissimi dal punto di vista storico. E a Gradisca poi abbiamo anche una cosa particolare, molto anche datata, e cioè abbiamo il registro anagrafico del presidio militare, cioè dei soldati che stavano al castello, che naturalmente potevano sposarsi con persone locali o anche no, potevano avere dei figli, e questo veniva registrato su un registro apposito anagrafico, perché spesso erano stranieri. Tante volte dalle cronache che sono sempre lì a Gradisca scopriamo che nel presidio c'erano spesso militari, ancora nel 700, di provata fede luterana, quindi questi non venivano segnati nei registri dei battesimi, però c'erano invece altri che erano cattolici, e se magari si sposavano e venivano registrati lì, anche se nasceva il figlio veniva registrato nel registro anagrafico del presidio militare. E poi abbiamo tutta una serie di fascicoli sfascicolati di ricopiature di atti anagrafici che venivano in più copie realizzati, e poi obbligatoriamente dal 1830
una copia doveva essere portata nell'archivio centrale della Curia Vescovile di Gorizia, e quindi abbiamo anche delle copie che erano state fatte in più, oltre a quelle d'obbligo per l'archivio della Curia. E quindi di atti anagrafici, diciamo, c'è sicuramente più di un quarto del fondo archivistico parrocchiale. Per non parlare poi dei tantissime buste, faldoni, di atti anagrafici sciolti o atti integranti i registri ecclesiastici, che sono, che cosa? Sono fedi battesimali di matrimonio, copie richieste da altri sacerdoti o dalla persona stessa, oppure delle piccole schedine che si chiamano in gergo netemere, che sono la comunicazione dell'avvenuto matrimonio di quel determinato battezzato in altra parrocchia, e quindi doveva essere segnato nel libro dei battesimi che quello si era sposato in altro luogo. Poi teoricamente queste piccole schede dovevano essere buttate via, ma tante volte invece rimanevano negli archivi all'interno dei registri. Quindi diciamo che la parte anagrafica è una parte di grandi dimensioni in ogni archivio ecclesiastico, sia ben chiaro. Quello di Gradisca è particolarmente importante proprio per antichità, per il fatto di trovare tutta una sequenza di documentazioni e anche particolari come quella del presidio, vi dicevo, e poi per queste notevoli presenza di status animarum e anche borgo per borgo, quartiere per quartiere. Negli archivi ecclesiastici poi possiamo possiamo anche non trovare, ma a Gradisca troviamo anche una parte importante che viene definita con terminologia, diciamo, moderna, il protocollo, e cioè quello che proprio sono i registri di protocollo come noi li vediamo, cioè della posta in entrata e in uscita, quindi le documentazioni che entravano e uscivano dalla segreteria, diciamo così, della parrocchia. E anche qui è interessante a Gradisca, perché a Gradisca abbiamo moltissimi registri di protocollo e abbiamo proprio un sistema di protocollo. Questa cosa qua vi dicevo l'altra volta parlando delle Orsoline, se vi ricordate, vi avevo raccontato del registro, del grande riordino dell'archivio parrocchiale svolto dalle Orsoline nel Settecento col notaio e nell'830 da una monaca, che riuniva il registro al documento, con anche il fascicolo e all'interno del fascicolo le documentazioni presenti, quindi una perfetta successione documentaria per ogni fascicolo. Ebbene, a Gradisca c'è una cosa simile, però questa invece è proprio archivistico dal punto di vista strettissimo della parola, e cioè il registro di protocollo che attiene a che cosa? Ai documenti che entrano e che escono dall'archivio del corrente naturalmente, e che poi vengono messi da parte e raggruppati, raccolti per anno, e sui quali viene posto un numero e un codice in pratica che corrisponde al registro di protocollo. Quindi in pratica in perfetta struttura amministrativa, anche con una visione praticamente moderna, e questo fin dai primi anni dell'Ottocento, una cosa molto interessante. Abbiamo trovato centinaia, per non dire migliaia, di documenti fascicolati in una determinata maniera e numerati, e che corrispondevano poi ai registri di protocollo. Quindi una, diciamo, struttura molto moderna. Certo, era una parrocchia decanale, perché poi dovevamo studiare anche la parrocchia, l'ente in sé. Gradisca ha una fondazione molto antica, dal XIV secolo, 1342, probabilmente si fanno risalire le prime attestazioni, prima della fortezza, addirittura poi abbiamo la fortezza nel 1479-1481, poi abbiamo tantissimi ordini religiosi, abbiamo moltissima nobiltà, abbiamo la prima Venezia e poi l'Austria,
e poi gli Hegenberg, quindi c'è tutta una questione storica importante che porta che cosa? A formulazioni, a formazioni documentarie per varie ragioni. Più è problematico e complesso il sistema amministrativo, quindi più vicissitudini troviamo sul cammino di quel determinato ente e certamente avremo più possibilità di trovare varietà e quantità documentaria per le varie ragioni storiche proprio che si susseguono. Quindi il Gradisca è uno di questi esempi, e anche quella ragione di avere un ufficio complesso che prevede addirittura proprio una presenza del protocollo anche per ragioni pratiche, per trovare i documenti con una certa rapidità probabilmente, perché erano tanti e avevano necessità di reperirli con velocità, e quindi bisognava formulare, diciamo, una struttura coerente e pratica probabilmente, quindi già si ha questo concetto di protocollo. La seconda grande sezione presente in un archivio parrocchiale è certamente data da che cosa? Dall'amministrazione. L'ufficio amministrativo ha un'importanza notevole. Infatti, guardando l'inventario, vedo che ci sono documentazioni di amministrazione propria della Chiesa che vanno dalla pagina 110 fino alla pagina 269. Quindi ci sono 150-160 pagine di inventario su 400 dedicate alla parte amministrativa. Se sommiamo la parte anagrafica e la parte amministrativa, capiamo che arriviamo a coprire il 70% delle documentazioni archivistiche. Gradisca poi ha questa fortuna, diciamo, dal punto di vista documentario archivistico, di conservare documentazioni anche amministrative e una varietà notevolissima di documentazioni amministrative, con addirittura all'interno un ufficio proprio della cameraria, perché abbiamo notato, facendo riordino, che non si poteva non segnalare la presenza di un ufficio deputato all'amministrazione per tutto un determinato periodo storico, e questo appunto è l'ufficio della cameraria che opera per svariati secoli ed ha proprio una sua struttura anche dal punto di vista grafico, e quindi non potevamo non passare facendo finta di niente, dovevamo segnalare questa presenza così importante. Comunque, tanto per darvi delle indicazioni su quello che voi potete trovare all'interno delle varie serie dell'amministrazione della Chiesa, certamente un interesse notevole è dato dalla presenza di registri antichissimi e importantissimi, come la serie degli urbari, cioè dei registri, dei quaderni di entrata ed uscita, a partire dal 1535. Quindi capite, da molti secoli addietro, e addirittura per tutta una serie di anni del 600 abbiamo la sequenza perfetta di questi registri. Abbiamo la sequenza perfetta proprio anno per anno. Una cosa che mi salta subito all'occhio e che qualche volta mi piace sottolinearlo è che in determinate situazioni storiche sembra che il mondo conosciuto sia finito. E così nei nostri archivi parrocchiali ci sono dei momenti della storia locale che fanno terminare, diciamo, la storia conosciuta.
Uno di questi esempi, ce l'ho proprio davanti, è il fatto che nel 1614 c'è che cosa? C'è il registro urbario ed è così intitolato: estratto dell'entrata della veneranda chiesa parrocchiale di Gradisca dell'anno 1614 sotto la cameraria di me Ottavio a Fabris probabilmente, et mastro Gio Giacomo Orea. E questo ha la particolarità che ogni registro urbario descriva nel titolo chi è il cameraro che controlla e quello che redige il bilancio in pratica, perché la cameraria è un ufficio, diciamo, composito da una specie di collegio, e più ogni anno viene scelta una persona che tiene il conto, quindi proprio fisicamente tiene il conto, e un'altra persona che controlla questo conto. Ebbene, nel 1614 tutto è regolare. Poi cosa accade? Voi continuate lo sfoglio dei documenti e scoprite che tra il 1615 e il 1620 non vengono prodotte documentazioni. Infatti, cosa accade? Nel 1615 scoppiano le guerre gradiscane. Quindi è come se si fermasse il tempo, non c'è praticamente attività, c'è soltanto probabilmente i problemi legati alla guerra, e per trovare un nuovo registro bisogna andare al 1621, quando si ricomincia l'attività, ed è libero di tener conto tanto dell'entrata quanto dell'uscita della veneranda chiesa parrocchiale di Gradisca sotto la cameraria di me, Iacomo, del mio canonico di Aquileia, et di Messer Gio Giacomo Rea, mio collega, per l'anno 1621, compreso anche dentro tutta la spesa della fabbrica fatta circoanzi in sopra detta chiesa, perché probabilmente ci furono dei lavori di restauro dovuti ai danni subiti durante le guerre gradiscane. Quindi è come se il tempo si fermasse anche nell'archivio, e cioè non troviamo documentazione proprio di quegli anni. Dobbiamo attendere la fine della guerra perché le cose si mettano a posto, e poi scopriamo nuovamente che c'è un altro urbario dell'anno in cui ricomincia l'attività normalmente. E questo succederà ciclicamente nella storia dei nostri archivi, anche nella storia degli archivi appunto di Gradisca, anche in altri periodi storici. Vi dicevo che questi urbari sono molto importanti perché sono anche alcuni sono stati per fortuna restaurati nel 2015 e 16, una buona parte, e sono stati anche digitalizzati, quindi sono anche consultabili senza dover toccarli perché sono anche molto delicati, soprattutto certi, e sono anche molto belli visivamente, sono ben tenuti, e anche erano graficamente molto, molto gradevoli, anche le scritte, soprattutto quelli seicenteschi. Ma una cosa importante è che dentro queste documentazioni, che coprono sia il periodo austriaco, sia il periodo degli Eggenberg, sia di nuovo poi della contea principesca di Gorizia e Gradisca, ci sono dei dati all'interno particolarmente interessanti, perché da dei numeri molto crudi sul pagato eccetera, però veniamo a conoscenza ciò che era di uso comune, di cosa serviva per la vita, di quanto si comprava di determinate derrate alimentari. Abbiamo dei dati veramente interessanti. Abbiamo tutti i dati delle attività che venivano svolte all'interno della chiesa, quindi se veniva comprata una pala d'altare si diceva a chi veniva pagata questa pala d'altare, e quindi oltre al prezzo abbiamo il nome e la certezza di poter attribuire quel determinata opera d'arte proprio a quel determinato personaggio o artista che l'ha prodotta, o dove è stata fatta, o da chi è stata comprata,
se non era fatta propriamente per la chiesa del Santissimo Salvatore. Quindi abbiamo tutta una serie di dati che sono di una notevole importanza, proprio perché ci vengono dati, ci vengono appunto, li possiamo ricostruire direttamente nell'anno in cui sono stati fatti determinati acquisti o spese, eccetera. Quindi abbiamo la certezza, ma è assoluta, della veridicità. E abbiamo una serie lunghissima di questi urbari, perché arriviamo fino addirittura al 1883, quindi capire 3 secoli di storia. Un altro posto, un altro luogo della diocesi dove troviamo un numero considerevole di urbari, cioè di questi quaderni di entrata e di uscita a partire proprio dal 500, è la piccola parrocchia di Medea, che possiede una 80 di urbari. A Gradisca ce ne sono 140 come numero, quindi un numero considerevolissimo, il più grande numero della diocesi. E a Medea, che è molto piccola, ne conserva un'80, e sono anche quelli molto belli e interessanti, proprio perché raccontano particolari della vita pratica della comunità, perché naturalmente si sa che il sale veniva comprato in un luogo, il legno in un altro, ci sono dati veramente straordinari. Poi ci sono naturalmente, siccome c'è tutta questa sequenza di urbari che va fino all'800, non abbiamo, invece a Medea abbiamo anche libri mastri molto antichi, invece a Gradisca i libri mastri sono ottocenteschi, però i libri mastri ad esempio a Medea partono dal 500 anche quelli. Invece i libri mastri di Gradisca sono dei volumi molto grandi e partono dal 1843 e arrivano fino a tutto il Novecento, naturalmente. La cosa particolare anche di Gradisca è che, essendo una parrocchia importante, era divenuta nel tempo anche una parrocchia decanale, e quindi abbiamo che cosa? I registri contabili decanali delle chiese che facevano a capo al decanato di Gradisca e che dovevano portare, come per tradizione, i propri, diciamo, rendiconti alla chiesa parrocchiale decanale. Quindi abbiamo anche testimonianze di documentazioni in copia di altre parrocchie facenti capo poi alla parrocchia decanale. Ciò è una cosa che si ritrova abbastanza di frequente anche per chiese che noi diremmo molto importanti, come ad esempio la Basilica di Aquileia. Per tutta una serie di secoli invece faceva capo a chi? Faceva capo al decanato di San Lorenzo di Fiumicello, anche dal punto di vista amministrativo, e quindi là abbiamo trovato tutte le documentazioni otto e novecentesche della Basilica di Aquileia, che doveva portare copie delle documentazioni contabili alla chiesa, alla parrocchia decanale di San Lorenzo di Fiumicello, perché era una parrocchia, quella di San Lorenzo di Fiumicello, antichissima, e che aveva avuto una grande importanza, e l'aveva addirittura avuta fino ai primi anni del Novecento, perché soltanto i primi anni del Novecento la Basilica di Aquileia diventa autonoma rispetto al decanato di San Lorenzo di Fiumicello e diventa sottoposta soltanto all'ordinario diocesano. Quindi capite che ci sono anche delle situazioni di equilibrio molto diverse rispetto a oggi. Una cosa straordinaria di Gradisca, invece, che impressiona quando si consulta l'archivio, è la presenza, ad esempio, di tutti i pagamenti, quindi le quietanze di pagamento effettuate fin dal 1620. Hanno tenuto tutte le fatture. Voi capite che oggi noi dopo 10 anni, 15, 20, le fatture le buttiamo via. Ebbene, invece i parroci dell'epoca avevano tenuto tutte queste quietanze di pagamento e rilegate per anno, e hanno trovato un intero cassone di quietanze di pagamento. Ma è un dato straordinario, perché abbiamo firme dei maggiori artisti
che tra il 6 e il 700 hanno decorato la chiesa e che facevano queste quietanze di pagamento per aver ricevuto i denari e poi le sottoscrivevano e firmavano. Abbiamo Leonardo Pacassi, il Quaglio, tanto per dirvi alcuni nomi importantissimi per l'epoca tra il 6 e il 700. Quindi sì, sono delle documentazioni che mi hanno strabiliato pensando che si erano salvate tutte le quietanze di pagamento di 3 secoli, dal 1620 al 1915. Qui centinaia e centinaia e centinaia di quietanze di pagamento che possono andare dalla rivendita della cera che faceva il sacrestano all'acquisto del marmo dell'altare, a tante altre necessità, e anche questo andrebbero collegate con gli urbari. Infatti c'è una specie di numerazione che collega le due cose, molto interessante anche questo da questo punto di vista. Abbiamo poi, potete immaginare, la parte contabile, e cioè tutti i rendiconti della chiesa parrocchiale ininterrottamente più o meno dal 1761, con tutto quello che comportava fare un rendiconto, cioè il bilancio in pratica di una chiesa che aveva una quantità notevole di entrate per i campi che aveva, per i coloni per i quali lavorava, eccetera, eccetera, quindi aveva una quantità notevole di interessi attivi e passivi, eccetera, quindi un bilancio corposo che anno dopo anno veniva redatto dai camerari e poi dai fabbricieri della chiesa parrocchiale. E qui è veramente una serie imponente di carte, quasi ininterrotta, vi dico, fortunosamente quasi ininterrotta, a parte qualche buco probabilmente per le dispersioni che possono accadere negli anni. Poi all'interno della documentazione amministrativa abbiamo trovato una sottosezione di enormi dimensioni, perché sempre dal punto di vista amministrativo di interesse anche archivistico e storico, anche perché dal punto di vista, diciamo, contabile amministrativo ormai è finito questa parte, però dal punto di vista storico rimane, e cioè una grande fondazione lasciata in eredità alla parrocchia. Questa signora Luigia Masotti lasciò un capitale imponente alla chiesa parrocchiale, facendo una fondazione che permise di mantenere tutta una serie di persone, di mutui, di prestiti, di attività coloniche, eccetera, dal 1876 al 1982. 100 anni. E si chiuse il tutto quando ci fu il lavoro di restauro completo del Duomo, che portò a che cosa? Alla fine della fondazione e alla completo utilizzo dei denari per il restauro della chiesa parrocchiale. E anche qui il fondo è notevole, perché prevedeva altri amministratori che si occupassero solo di questo fondo amministrativo cospicuo, i quali ogni anno dovevano redigere rendiconti, bilanci, libri mastri, e lo hanno fatto per un secolo. Quindi capite che all'interno di una amministrazione troviamo poi altra amministrazione anche di grandi dimensioni. Un'altra interessante fondazione presente all'interno della parte amministrativa è la Fondazione Giovanni Battista Coassini, voluta dai genitori di Don Giovanni Battista Coassini, che era questo giovanissimo sacerdote morto a 25 anni a Roma nel 1912. I genitori cosa fecero? Comprarono la chiesa della Dolorata, ormai diventata praticamente un deposito, e la vicina struttura, restituirono la bellezza che aveva avuto comprando altari laterali eccetera di questa chiesa, donando i loro proventi e facendo proprio una donazione di una fondazione, che anche questa rimase in carica per svariati e provoca un fondo
archivistico notevole di libri mastri, rendiconti, fondazioni, eccetera, eccetera, prestiti, mutui. Quindi anche questo si forma un altro fondo archivistico all'interno della parte amministrativa. Abbiamo poi una varietà di registri, abbiamo detto gli urbari, i libri mastri, ma abbiamo anche ad esempio il fondo dedicato ai poveri con il libro delle limosine cosiddetto dal 1774, quindi un notevole diciamo importanza, in quanto va dal 1774 fino addirittura al 1982, 200 anni in pratica di registri della stessa serie. E poi abbiamo anche un'altra cosa interessante, e cioè la presenza del Pio Ospitale, che era una sorta di, potremmo dire, non di ospedale nel senso come lo capiamo noi oggi, ma un luogo di ricovero di persone povere, anziani, eccetera, malati, che aveva anche lì una sua amministrazione propria a partire dal XVIII secolo. Ed è la cosiddetta Casa Corona, che si trova in Gradisca, che era proprietà della parrocchiale, eccetera, e che ospita all'interno una cappella, la cappella di San Giovanni Battista, e anche qui l'amministrazione spettava a degli amministratori propri che avevano tenuto queste documentazioni fino a tutto l'Ottocento. Quindi capite che anche qui la questione è notevole, cioè anche qui si forma un'altra varietà documentaria all'interno dell'amministrazione della Chiesa. E poi vi dicevo che abbiamo trovato un fondo omogeneo per secoli, proprio secoli, dal 1653 al 900, e cioè un fondo documentario proprio dei camerari, con anche qui registri e atti di protocollo e documentazioni protocollate e numerate in modo diverso dai protocolli invece delle documentazioni in entrata e in uscita. Anche qui siamo dovuti stare attenti, perché siccome potevano essere confusi trovando tutto insieme poi a un certo momento, ma in verità la cosa interessante è stata che proprio la struttura dell'ufficio amministrativo, quindi dei camerari, aveva una numerazione propria. E qui entrano nel merito, i camerari si occupavano proprio del beneficio della facoltà parrocchiale, e cioè di tutta una serie di immobili, quindi campi, eccetera, eccetera, che davano il mantenimento proprio del parroco, di cappellani, eccetera, eccetera, e anche di il mantenimento delle strutture. E loro avevano tutta una serie appunto di benefici che abbiamo trovato in sequenza, con i nomi di quelli che avevano dato poi queste, che il nome rimaneva degli originari benefattori, e questi benefici dovevano essere amministrati a parte, quindi con una struttura documentaria che si forma a partire dal 600. Quindi capite che struttura anche monumentale si forma nel tempo. Un'altra serie importante è che sempre si trova, quasi sempre si trova, diciamo proprio si trova sempre all'interno degli archivi parrocchiali, anche con anni molto antichi, è la serie diciamo dedicata ai testamenti o alle fondazioni. Spessissimo troviamo già nel 6-700, e qui è un caso a Gradisca, nel 1758, tutta una serie di testamenti e legati, olografi, fino al Novecento, con i nomi e cognomi dei benefattori, che lasciano tutta una serie di beni alla parrocchia, con una, naturalmente, condizione per i poveri, per le attività parrocchiali, per determinate ristrutturazioni, eccetera, eccetera. Quindi anche qua è una cosa interessante. Sempre riguardo all'ufficio della cameraria, poi c'è tutta una serie di invece capitali
antichi, magari presenti proprio dai lasciti dei vecchi parroci o di benefattori, che sono messi a parte e che praticamente sono dei capitali che vengono usati per determinate situazioni e quindi hanno un tempo, nel senso che questi capitali si estinguono magari in 60 anni, in 50 anni, e per ogni capitale rimasto c'è il nome e c'è anche per che cosa è stato fatto con quel capitale e quando questo capitale è finito. E quindi anche qui c'era un'amministrazione a parte, naturalmente. Poi c'è tutta la parte riguardante, naturalmente, le affittanze e tutti i contratti che una parrocchia poteva seguire, quindi i contratti di enfiteusi, i contratti di locazione, i contratti di mutuo, i contratti di compravendita, cioè i contratti di arrenda, cioè tutte quelle cose terriere praticamente. E anche qui naturalmente c'è tutta una bel fondo con i nominativi e tutto quello che veniva dato, prestato, quello che era, e gli interessi attivi e passivi, e poi se c'erano delle cause perché magari non c'era il ritorno dei soldi. Quindi capite, anche qui si forma un importante fondo sempre dedicato, sempre nel sottofondo nella sottoserie della cameraria, dell'ufficio dei camerari. I camerari poi avevano che cosa? Avevano naturalmente anche altre attività, cioè se determinati terreni cadevano in luoghi che poi potevano diventare pericolosi, ebbene dovevano occuparsi della tenuta, ad esempio, degli argini dei fiumi, dei torrenti, se questi argini erano naturalmente sui terreni che loro amministravano a nome della parrocchia, e anche qui si formano delle sottoserie amministrative. Quindi capite che la parte amministrativa copre tutta una quantità notevole di non solo istituti, ma periodi storici con normative anche molto differenti che formano una grandissima serie archivistica con un numero consistente di sottoserie di amministrazioni proprie. Per questa ragione abbiamo tante carte, perché ci sono tanti problemi e tante cose che devono essere tenute anche in maniera molto attenta, perché servivano queste documentazioni e servivano e dovevano essere tenute anche in modo ordinato. Così poi tutta una serie importante è dedicata alla normativa, e anche qui ho agli strumenti dell'ufficio della cameraria cosiddetti, e spesso troviamo interi regolamenti, leggi, eccetera, ricopiate a mano a partire dal Settecento in registri appositi di normativa che non è più a stampa ma viene ricopiata a mano. E questi sono tutti delle documentazioni di corredo all'attività propria dei camerari. Un'altra serie sempre di questi archivi ecclesiastici, che in questo caso si trova sempre, ed è sempre una serie amministrativa però di altro genere, è la fondazione delle Sante Messe. Anche qui si potevano fare e fondare messe perpetue o per tot anni, cioè si depositava un capitale, questo capitale dava tot interessi e ogni anno con quegli interessi veniva pagata 1, 10, 100 messe per quella determinata persona, per quella determinata famiglia. Anche questa cosa è una cosa molto antica ed esiste ancora oggi, perché si possono anche oggi fare le fondazioni delle messe, ma naturalmente queste fondazioni antiche poi con il concordato sono andate tutte disperse e si sono perse. Adesso si possono fondare messe soltanto per 25 anni, non si può andare oltre i 25 anni, questa è la regola di adesso. E quindi all'interno trovate non solo le fondazioni ma anche le lettere fondazionali che venivano presentate dai vescovi per naturalmente per la fondazione stessa appunto della messa e quindi del pagamento, e quindi le tabelle fondazionali, le lettere eccetera eccetera. E anche che qui
c'è un carteggio dedicato proprio a queste lettere, quindi controllate anche con un protocollo apposito, eccetera. Cioè è un vero e proprio struttura di un ente pubblico, potremmo dire oggi, come struttura, anche se è molto antico e anche se ha tutta una serie di documentazioni particolari dal punto di vista anche ecclesiastico. E all'interno poi degli archivi troviamo sempre tutto ciò che riguarda i beni della Chiesa, cioè diciamo tutte quelle cose che fanno parte anche potremmo dire delle suppellettili, degli arredi sacri, delle cose di un certo valore. Anche qui troviamo delle cose molto belle all'interno degli archivi parrocchiali e anche delle cose che sì, anche visivamente molto belle. Potrebbero essere anche dei disegni, non so, i progetti per le cupole, mettiamo una cosa del genere, che magari poi non vengono eseguite, quindi si possono leggere 1000 storie sopra queste documentazioni. All'interno degli archivi ecclesiastici poi ci sono una parte sempre importante dedicata al carteggio, e cioè a quei rapporti istituzionali che c'erano tra la Chiesa parrocchiale, ad esempio, e l'ordinariato vescovile, ma anche l'ente pubblico, l'istituzione pubblica, il commissario civile, la luogotenenza centrale di Trieste, la luogotenenza di Gradisca, la luogotenenza di Gorizia, eccetera. Quindi abbiamo tutta una serie di documentazioni in entrata e in uscita, epistolari o anche decretali, riguardanti proprio questi rapporti. Oltre a queste documentazioni, adesso vi dico un'altra documentazione che è presente nei nostri archivi, in quasi tutti, e cioè tutto quello che riguarda i danni di guerra, prima e seconda guerra mondiale. E anche qui si formano notevoli fondi archivistici, proprio perché sono documentazioni amministrative di richieste, quindi con inventari, potremmo dire relazioni sopra i danni subiti, quello che è necessario fare, i preventivi, quindi c'è molte carte anche su questo punto di vista. E poi all'interno degli archivi ecclesiastici troviamo tutta una parte dedicata ad esempio alle attività pastorali. Quindi potremo trovare all'interno di questa parte, mi viene ad esempio sott'occhio adesso la chiesa parrocchiale di Gradisca, un documento che è rarissimo da trovarsi, e cioè ad esempio la sequenza di chi è che nella fortezza di Gradisca deve essere presente alle 40 ore di preghiera prima della settimana santa. Sapete che va da domenica delle Palme fino al mercoledì, ci sono 40 ore di esposizione del Santissimo, e c'è fin dal 1680 chi ogni ora deve partecipare a questa preghiera, e sono documentazioni rarissime queste, perché l'80% di documentazioni amministrative, e poi c'è una piccola parte anche dedicata a questo tipo di attività proprie delle parrocchie. E così possiamo trovare le documentazioni dei congressi eucaristici, scritti teologici, le consacrazioni, gli atti di consacrazione della Chiesa, il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale poi negli anni recenti, eccetera. Quindi tutta una serie di documentazioni, ma sempre una piccola parte. E poi ci sono, mi preme e chiudo questa ora con questa parte qui, importantissima serie dedicata prima di solito agli archivi aggregati, e ci sono sempre che cosa? Gli archivi di enti che sono vicini a quelli parrocchiali, ma che hanno una struttura propria, e cioè ad esempio le confraternite. Secondo me, e anche dal punto di vista per aver studiato proprio queste documentazioni, questi registri, sono dei archivi all'interno degli archivi parrocchiali, che si chiamano archivi aggregati, fondamentali per capire la società e anche per comprendere, perché trovate nomi, luoghi, mestieri, eccetera, e se avete la fortuna, come in Gradisca, ad esempio, avere una quantità notevole di confraternite e arciconfraternite a partire dal 500. Quindi avete come la società partecipava a questa vita che oggi diciamo è una vita societaria, associativa, sarebbero le antiche, oggi chiamiamo associazioni, al tempo erano le confraternite. Non abbiamo più la tradizione delle confraternite perché Giuseppe II decise
nel 1785 di abolirle tutte, per questo non abbiamo confraternite più in attività, mentre in altre parti d'Italia c'è una grande tradizione di confraternite, ma negli archivi parrocchiali abbiamo la fortuna spesso di trovare appunto molte confraternite e molti registri e atti delle confraternite, e questi diciamo archivi aggregati erano gestiti dalle confraternite stesse, quindi hanno un modo diverso di approcciare la tenuta delle carte, e noi quando facciamo il riordino dobbiamo tenere conto di questo sistema che è diverso da quello che abbiamo trovato magari nel susseguirsi dei secoli della parrocchia. E a Gradisca appunto ci sono una quindicina di confraternite che si susseguono nei secoli, con i nomi e cognomi di chi ne faceva parte, con i diritti, con le lettere di approvazione, eccetera, quindi un notevole fondo archivistico. E vi dicevo anche l'altra volta, e volevo portarvi l'esempio di Gradisca proprio, all'interno dell'archivio parrocchiale di Gradisca ci sono 2 fondi archivistici aggregati di importanza notevolissima per il nostro territorio, e cioè un fondo scolastico e un fondo del Ricreatorio e Cinema Coassini. Questo del Cinema Coassini è molto recente, ma le documentazioni che contiene sono documentazioni rarissime, hanno lo stesso valore delle pergamene medievali per uno storico, perché ad esempio contengono tutte le sequenze SIAE dei film che venivano mostrati, che venivano proiettati all'interno del cinema negli anni 50 e 60. Quindi è un dato straordinario, non si trova da nessun'altra parte, e sono conservate tutte casualmente, e abbiamo anche tutte le censure che venivano operate sopra. Quindi abbiamo un'idea molto concreta di cosa si faceva, e un'idea molto rara anche, perché purtroppo questo tipo di documentazioni venivano buttate via. Pensate, negli oratori i lavori dei ragazzi che fine fanno? Vengono buttati via a un certo momento, non si trova niente delle attività proprie degli oratori, ma anche degli anni 70, 80, rarissime, sono documentazioni rarissime. A Gradisca si è salvata questa parte cinematografica, perché il Coassini era diventato un cinema, ed è una parte notevole, perché ci sono tantissimi registri proprio che raccontano questa parte di storia. La cosa invece importante, anche dall'altro punto, è la parte scolastica, perché abbiamo documentazioni scolastiche forse fra le più antiche. Vi dicevo l'altra volta, le Orsoline hanno documentazioni a partire dal 1875 riguardanti le scuole, anche se loro erano arrivate nel 1672, quindi abbiamo documentazioni in pratica abbastanza recenti. A Gradisca si parte ininterrottamente dal 1774 con il decreto di istituzione di Maria Teresa, eccetera, eccetera, del nuovo decreto imperiale, con la formulazione delle nuove scuole, e abbiamo tutta una serie di dati statistici, sia scolastici delle strutture, sia degli alunni, con classifiche degli alunni, estratti semestrali degli esami della Hauptschule, quindi della scuola superiore, e delle scuole triviali, estratti degli esami del del distretto scolastico, i prospetti delle frequenze scolastiche, le relazioni sopra le scuole distrettuali e l'andamento degli alunni, il rapporto sullo stato delle scuole nel distretto scolastico di Gradisca, le tabelle di istruzione cattolica, nonché le tasse, i pagamenti, tutta la parte amministrativa, e anche tutto quello che viene definito come conferenze scolastiche, che erano praticamente i collegi. E poi, bellissimo, gli esercizi di scrittura ancora nel Settecento e nell'Ottocento dei ragazzi durante il periodo estivo. E poi abbiamo documentazione sia quindi della Hauptschule, della Trivialschule, ma anche dell'Istituto dei Sordomuti di Gorizia a partire dal 1837, perché il direttore era un gradiscano, un sacerdote gradiscano, e si portava le documentazioni in parrocchia e lì sono rimaste in pratica, oppure anche era sempre direttore dell'Istituto dei Fanciulli Abbandonati di Gorizia,
è abitante a Gradisca e quindi le carte se le portava, quelle che gli servivano, in parrocchia, e lì sono rimaste. Quindi abbiamo un fondo scolastico tra i più importanti del nostro territorio e che è all'interno dell'archivio parrocchiale e che racconta tutta la parte della contea di Gorizia e Gradisca dal 1774 fino al Novecento. Quindi quasi 2 secoli, se vogliamo, di storia, ma fin dalle origini, proprio da come veniva. C'è il 1570, che è l'anno in cui si dice bisogna cominciare a scrivere i registri canonici, e c'è il 1774 che dice bisogna cominciare a strutturare la scuola, e lì a Gradisca ci sono le documentazioni proprio del momento in cui cominciano queste due grandi attività che poi porteranno naturalmente benefici di varia natura. Oggi noi ringraziamo che nel 1570 hanno dato l'obbligo di scrivere queste documentazioni, perché sennò oggi non avremmo niente, non sapremo pochissimo quantomeno. E così anche dal punto di vista scolastico questa riforma del 1774 è chiaramente una riforma di importanza globale, e lì le documentazioni proprio partono da quell'anno. Non ci sono moltissimi archivi parrocchiali che portano documentazioni e conservano documentazioni così antiche e anche molto belle, tra l'altro alcune, scolastiche, come lo ha la parrocchia di Gradisca. Ce ne sono alcuni che hanno molte documentazioni, ma così tante e così così, diciamo, eterogenee, nel senso che di varia natura e anche seriali, perché non abbiamo soltanto un anno. Ad esempio abbiamo gli esami pubblici finali dal 1824 al 1868, quasi 50 anni in pratica, ininterrotti con tutti gli anni, quindi e così via per tutte le altre sottoserie. Mi piaceva segnalarvi perché è uno, magari si conosce poco questa parte, però è uno degli archivi fondamentali anche da questo punto di vista.